Buongiorno e bentornati alle inchieste di Macete. Nonostante tutti i messaggi lanciati sui social network riguardo la limitazione dei botti per Capodanno, gli animali sono stati lo stesso molestati dai botti e questa è una cosa che sicuramente il sindaco dovrebbe... Eccoci. Ma come fa a spuntare dappertutto? Sono in zona industriale, come fa? Oppa, salta, eccolo qua, è bellissimo, eccolo qua con noi che ho portato Cos'è questo? il mio cagnetto Bucci, è qua, è bellissimo. Saluto tutti gli ascoltatori qua. Si parlava dei botti di Capodanno che non sono state rispettate le norme del... Ma noi con la nostra equipe di scienziati che Trieste senza 2020, insomma, abbiamo fatto questa cosa, stiamo preparando così l'anno prossimo non sarà più problemi, insomma, abbiamo trovato delle cose, insomma, per superare il problema di questi animali. Avete trovato delle soluzioni per gli animali, per i nostri amici a quattro zampe. Ma Quindi... amici a quattro zampe, insomma, adesso mi non so cosa la fa lei a casa, insomma, a quattro zampe, che è anche una cosa sua, insomma, che non ci interessa, massimo rispetto. Ci dica assieme al suo Insomma, animale cagnetto, Bucci. Allora, Bucci metti che adesso noi famo boh, e lui si scassa, no? Sì, Boh, e si scassa, e si immagini quando che c'è il botto lui si scassa di più. Allora cosa bisogna fare? Con la mia equipe di scienziati abbiamo pensato che magari se mettiamo delle cose a riparo di lui, che tipo hai un berretto, gli metti così, e forse che magari non sente più che gli fai bu. Proviamo a vedere se sente che fai bu. Bu! Ecco, e ha ancora paura. Allora cosa si fa? Bisogna mettere questo qua, che è un sacchettino che hanno fatto i miei scienziati del rendering. Ma il e Mori, che si cosa mette fa? così. Ecco. Ce lo fa intorno alla così, testa. tutto intorno qui, sì, bellissimo, così. E adesso ecco, vedrà che tra poco lui non sentirà più niente, è proprio, già sento che poco è così, insomma. È bellissimo, forse bisogna migliorare questa cosa e rendere gli scienziati, va, vai, corri, Bucci, corri. Sì, ok, abbiamo risolto il problema degli animali, ma attualmente la cittadinanza comunque ha una domanda per lei, no? Cosa ne pensa del vice sindaco che butta via le coperte ai senza tetto? Una roba... Ma guardi, insomma, è una cosa che secondo me è interessante vedere come anche quelli dell'altra parte della sinistra fanno subito polemiche, insomma, inventano a tirar su le prove per niente. Io penso che Pomidori magari ha poco sbagliato, che succede che uno sbaglia, insomma, e Pomidori ha fatto una roba che ha sbagliato, Polidori. Si è pentito, l'ho visto, insomma, era l'altro giorno tutto pentito. Questo è il passato di Pomidori, adesso il futuro di Pomidori sarà molto che più e quant'altro. Si chiude un'altra inchiesta interessantissima di Macete, molto creativa, grazie sindaco. Un saluto sempre anche a lei per tutte le sue cose, mi raccomando, se le devi fare ancora quelle cose a quattro zampe, che resti in privato, insomma, che non è bello sentire per una televisione questa cosa che lei fa le robe a quattro zampe. Buona giornata. E quant'altro.